Recupero della terza giornata nel girone A della Serie D al Nino Ciccione. L'Imperia di Lupo riceve una delle big del campionato, il Varese, però deve recuperare praticamente tutte le gare. Di fatto quella odierna è la terza partita sulle 7 ipotetiche che avrebbero dovuto giocare tutti. Le prime due i lombardi li hanno perse per 1-0 contro Pondonaz e Sestri Levante, 2 vittorie e 4 sconfitte. Invece il bilancio dei nerazzurri che partono in sofferenza perché dopo pochi minuti di gioco Filippo Dani deve compiere un autentico miracolo sulla conclusione da distanza zero di Capelli. Primo tempo molto tattico, gara che si sblocca all'esatta metà quando Sancinito decide di fare una cosa tanto folle quanto straordinaria. Punizione da centrocampo, il numero 4 vede Lassi fuori dai pali e lo punisce in questo modo con un autentico Eurogol da 50 metri, un gesto che farà il giro dello stivale e che nell'economia della partita dà spinta e convinzione ai padroni di casa, perché prima Capra prova il colpo di tacco ma la soluzione è debole, poi lo stesso Sancinito che ha segnato un gol impossibile ne sbaglia uno. Facile, nella ripresa ci si aspetta le reazioni del Varese e in effetti gli ospiti partono fortissimo alla ricerca dei pari. È mastodontica l'occasione divorata da Mappelli su invito di Balla. Dopo pochi minuti il numero 23 centra l'esterno della rete a tu per tu con Dani. Poi il primo di tanti episodi da rivedere. Gandolfo stende in questo modo Capelli con la Ninno, Di Nola reputa il contatto fuori area. Le immagini forse dicono qualcos'altro. Proteste varesine, formazione di Kortinovs che continua a spingere. Al 15esimo De Bode e Dani sbrogliano una situazione pericolosa creata da Fall. Il Varese rimane in 10 per il doppio giallo a Seyun Baek. Il minuto decisivo diventa così l'84esimo, calcio d'angolo ospite con un contatto più che sospetto in area imperiese. Il direttore di gara lascia proseguire Gnecchi, si invola in contropiede 3 contro 2. Il suo suggerimento non è perfetto per Giglio, il capitano dell'Imperia riesce comunque ad anticipare Opolo che pecca di ruenze. Questa volta sì che il direttore di gara indica il dischetto, naturalmente tra le veementi proteste ospiti. Dopo qualche minuto si può andare alla realizzazione col brivido Luca Donaggio perché l'assi intuisce tocca ma il pallone termina lo stesso in rete. Terza vittoria per Imperia di Lupo, tutte e tre al Ciccione e anche tutte e tre consecutive. La classifica dei nerazzurri respira in attesa di continuare questo pazzo campionato.